Il comitato di quartiere Cannatello, attraverso il suo coordinatore Giovanni Alba, segnala una situazione di estrema criticità e pericolo per la pubblica incolumità in numerose strade urbane del territorio, tra cui il lungomare di Fiumenaro, via dei Fiumi, viale Cannatello, via degli Imperatori, viale dei Giardini, via Farag, via Rita Gibilaro e via Teatro Tenda. In queste strade densamente popolate e trafficate si registrano quotidianamente profondi cedimenti del manto stradale, buche, avvallamenti e dissesti che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. In via dei Fiumi, quasi all'incrocio con via Cavaleri Magazzeni, si segnala una buca mai riparata, di cui è cresciuta perfino una pianta, oltre alta 1 metro, emblema di totale abbandono. In via Teatro Tenda e sul lungomare di Fiumenaro si sono aperte voragini che compromettono gravemente la viabilità. Anche in via Farag, in via Rita Gibilaro, in via Cavaleri Magazzeni e via Gli Imperatori mostrano segni evidenti di dissesto con tratti stradali deformati o pericolosamente ceduti. Particolare preoccupazione, afferma il comitato di quartiere di Cannatello, suscita il comportamento scorretto di molti automobilisti presso la rotonda Maestri del Lavoro in via Magellano, dove manovre pericolose e la scarsa visibilità dovuta alla vegetazione incolta creano una situazione di altissimo rischio incidenti. Il comitato di quartiere Cannatello, pertanto, ha richiesto un sopralluogo tecnico urgente da parte degli uffici comunali, se necessario anche dell'AICA, la messa in sicurezza temporanea dei punti più pericolosi, lavori strutturali di ripristino delle strade, incluse le sottostrutture, una migliore segnaletica stradale nei tratti critici. La presente segnalazione, conclude il comitato di quartiere Cannatello, è stata inviata anche alla prefettura di Agrigento per sua conoscenza. Si auspica pertanto un intervento immediato da parte delle autorità competenti per evitare il ripetersi di incidenti come purtroppo già accaduto in passato.